Governare ed essere governati al tempo della pandemia, un confronto che ha il sostegno di Coop Alleanza 3.0. Sono con noi Anna Rosa Buttarelli, la ringraziamo, era già con noi l'anno scorso, filosofa, saggista e docente, è direttrice scientifica della Fondazione Scuola Alta Formazione Donne di Governo. Il suo ultimo libro, Sovrane, l'autorità femminile al governo, edito dal Saggiatore. Fabio Chiusi, membro del nostro comitato scientifico, attualmente gestisce il progetto Tracing the Tracers per la no profit tedesca Algorithm Watch, occupandosi appunto di algoritmi e di automazione nelle risposte alla pandemia. Insegna giornalismo e nuovi media ed editoria e media digitali all'Università di San Marino. Scrive di politiche tecnologiche per Valigia Blu. Il suo ultimo libro, che trovate come tutti i libri dei nostri relatori al nostro bookshop, Io non sono qui, visioni e inquietudini da un futuro presente. Massimiliano Panarari, grazie, anche lui fa parte del nostro comitato scientifico, docente di sociologia della comunicazione all'Università Telematica Mercatorum di Roma, è editorialista della Stampa, il suo ultimo libro La credibilità politica. Giampaolo Carbonetto, che condurrà questa discussione, un amico di vicino lontano, giornalista, collabora con la Trentino School of Management ed è referente provinciale di Articolo 21. Cito anche il suo ultimo libro, che ha a che fare con il dibattito di questa sera, Virus, il grande esperimento, noi umani al cambio di un'epoca. Grazie ancora a tutti voi, ai nostri relatori. Lascio la parola a Giampaolo. Grazie Paola. In questo titolo, nella prima parte, è evidentemente sottointeso il termine in democrazia, una forma di governo nella quale, pur nelle infinite sfumature istituzionali e regolamentari, il modello classico prevede che ci sia un popolo che sente dei bisogni, che li fa conoscere a chi lo rappresenta, e che a loro volta rendono concrete le soluzioni attraverso realizzazioni di regole che sono sempre perfettibili. Del tutto diverso, naturalmente, è quello che succede nei regimi autoritari, dove il problema non si pone in quanto i verbi che si usano sono comandare e obbedire. E quindi non ci sono regole, ma imposizioni. Le regole invece possono mutare con il mutare dei tempi, con l'obiettivo di cambiare e di migliorare l'ordinamento sociale. E in questo tempo, per tentare di cambiare, si può anche scegliere la strada della disobbedienza. Quante volte alcune riforme che oggi individuiamo come caposaldi di civiltà hanno cominciato a germogliare nell'humus della disobbedienza civile o addirittura della ribellione. Solo per citare alcuni casi: il suffragio universale, la nascita dei sindacati, il servizio civile, il divorzio, l'aborto, la legge Basaglia e così via. E quante altre volte invece disobbedienza e ribellione hanno nascosto interessi politici, individuali, di gruppo, talvolta addirittura illegittimi. Il problema vero quindi è quello di comprendere l'essenza delle regole, nella loro origine, nella stesura, nell'applicazione, nel rispetto. Nella seconda parte del titolo invece c'è un corollario importante, quello dei mutamenti di prassi e di accettazione portati con sé dalla pandemia. Io non riesco ad accettare l'apparentamento tra i concetti di pandemia e di guerra. Non riesco proprio a vederli insieme, e non solo perché il nemico in una pandemia non è facilmente individuabile e eliminabile. Questo tra l'altro capita sempre più spesso anche nelle guerre classiche, ma soprattutto perché la complessità dei fatti va accettata e non ridotta artificialmente con il linguaggio. L'unico addentellato tra queste due realtà può essere dato dal fatto che alcuni equilibri consolidati cessano di essere tali e rischiano di saltare, o perché in pochissimi casi nascono delle situazioni del tutto inedite, o perché molto più spesso esplodono contraddizioni che già sono latenti e hanno fatto sentire bene la loro presenza. E per capirci, quando le situazioni vanno fuori equilibrio, le regole molto spesso richiedono atteggiamenti eccezionali,
sia in chi le fa, sia in chi è chiamato a rispettarle, e deve necessariamente esercitare uno sforzo eccezionale anch'esso per capire se queste eccezioni sono utili o se sono temporanee o dirette addirittura a cambiare stabilmente la situazione o addirittura la Costituzione. Ecco, questa sera noi cercheremo di esplorare queste distanze per riallacciarsi al tema generale di Vicino Lontano di quest'anno. E queste distanze tra quello che consideriamo il modello di democrazia e la sua applicazione in tempo di pandemia. E su questa falsariga approfitteremo della competenza dei nostri 3 relatori che operano su campi diversi e che quindi saranno capaci di dare tridimensionalità e vivacità ad argomenti che normalmente appaiono piatti e sfumati, o perché ridotti a semplici slogan, o anche perché recitati quasi sempre in pochi secondi televisivi, o anche perché sempre recitati in finti talk show nei quali non ci si prova tanto a sostenere le proprie idee quanto a consultare quelle altrui. Io comincerei con Massimiliano Panarari, perché noi parliamo spessissimo, quasi sempre in questi periodi, di una terribile difficoltà di dialogo e di reciproca comprensione tra chi governa e chi è governato. Notiamo in chi governa un interessamento decisamente maggiore nei confronti degli interessi propri o di gruppo rispetto a quelli collettivi, ma notiamo anche che questo accade tra chi deve obbedire alle leggi, deve cercare di stare nella legalità. E notiamo anche che tutto questo si agita su un terreno culturalmente disastrato. Sembra impossibile che quando è scoppiata la pandemia nessuno inizialmente abbia pensato minimamente a ricordare Tucidide e la peste di Atene, o il Decamerone Boccaccio e la peste di Firenze, o il Manzoni e i Promessi Sposi e la peste di Milano, o ancora più semplicemente la spagnola che un secolo fa ha causato alcune decine di milioni di morti. Ma probabilmente non si sono ricordati neanche della SARS, dell'aviaria, neanche della poliomelite, di tutta quella serie di pandemie piccole o grandi che hanno infarcito anche il XX secolo. Ecco, tutti questi sono fatti assolutamente gravi, però se noi ripensiamo al 2019 ci accorgiamo che proprio tanto non è cambiato. Ci ritroviamo davanti alle stesse difficoltà e allora la domanda è abbastanza naturale. C'è poi tanta differenza tra coloro che governano e quelli che sono governati? Buonasera, molte grazie alle eroine e agli eroi che sono qui stasera, molte grazie per l'invito a questo meraviglioso festival che è Vicino e Lontano, ed è un piacere essere qui con tutti voi per cercare di ragionare. E questa è una domanda, come dire, delle 100 pistole o da $1 milione, è una domanda molto complessa. Proverò a rispondere, cioè proverò a ragionare in questi termini. Gran parte delle nostre riflessioni che sono diventate, tengo il colletto su così perché c'è un po' di aria dietro, gran parte delle nostre riflessioni nascono dal fatto e diventano sempre più problematiche, sempre più estreme, sempre più drammatiche, naturalmente con un'escalation impressionante in occasione della pandemia e del virus, che potrebbe essere, e per certi versi è un grande esperimento, per citare il libro di Gianfranco Carbonetto, perché in modo quasi genetico, quasi naturale, associamo democrazia ad una costruzione storico-politica e ad un assetto sociale che ha avuto una genealogia, che è profondamente cambiata nel corso del tempo, che è stata soggetta a stress test sempre più violenti, ma che nella sua matrice originaria è la democrazia liberal rappresentativa, concepita in un piccolo spicchio di mondo da un gruppo di uomini maschi, bianchi, adulti, possidenti, autonomi economicamente, colti e soprattutto caratterizzati da omotetia, cioè caratterizzati da una tale possibilità di rispecchiamento e di riconoscimento reciproco che era naturale che i conflitti
i conflitti elettivi, i conflitti tra non visioni del mondo, ma tra accezioni politiche, idee, alla fine si ricomponessero. E questa era la grande garanzia della democrazia. Noi continuiamo a pensare la democrazia in termini sostanzialmente armonici. Naturalmente non ce lo diciamo, ma il nostro desiderio, il nostro naturale portato, in qualche modo il lascito genetico, è che la democrazia è un luogo di conflitto regolamentato, ma alla fine noi tifiamo per l'happy end. Cioè speriamo che tutti quanti, noi cittadini elettori e i nostri rappresentanti, conducano battaglie, abbiano visioni del mondo differenti, ma alla fine ci conducano in una direzione rispetto alla quale siamo sostanzialmente concordi. Naturalmente non è così e nei momenti di crisi la concordia non è assolutamente possibile. C'è però un elemento di concordia paradossale, e cioè il fatto che nella stragrandissima maggioranza dei casi tra gli elettori e i loro rappresentanti, tra noi cittadini che votiamo e la classe politica che viene eletta, esiste una sostanziale similarità. Naturalmente chi viene eletto è dotato di skills maggiori in genere. Potremmo dire che dalla postmodernità in avanti soprattutto può contare su risorse finanziarie molto superiori e su risorse mediatiche incommensurabili. Ma alla fine noi sempre di più dobbiamo sottolineare come la storia della democrazia liberale rappresentativa, da quell'origine in cui erano pochissimi tra loro simili, si allarga progressivamente e in qualche modo il meccanismo rimane. Cioè le classi politiche rappresentano effettivamente una media delle persone che le eleggono, seppure appunto all'insegna di composizioni sociali differenti, di stratificazioni sociali che non sono similari. C'è un ulteriore passaggio, nel senso che l'epoca della postmodernità, uso questa etichetta in termini molto generali perché naturalmente esistono infinite scaffalature di distinzione, ma è un'epoca che ha innestato l'acceleratore, come sapete, nella direzione di alcune parole che sono diventate di moda, slogan: disintermediazione, orizzontalizzazione, rispecchiamento reciproco. E quindi la classe politica, quella che un tempo si chiamava l'élite, vale in particolare per la politica perché stiamo parlando di processi democratici e processi elettivi, ma più in generale la potremmo estendere da molti punti di vista anche a altre élite decisionali all'interno dei sistemi complessi nei quali viviamo. Tende a presentarsi sempre di più in maniera simile a noi cittadini elettori, perché ha bisogno del nostro voto e perché in un'epoca di disintermediazione e di orizzontalizzazione noi cerchiamo di votare qualcuno che è molto simile a noi. Questa è la ragione per la quale figure come Alcide De Gasperi, François Mitterrand, Winston Churchill, che peraltro perse le elezioni non a caso, oggi avrebbero una vita elettorale molto grama e molto complicata. Ed è questa la ragione per la quale, banalizzo enormemente, vediamo così tanti piatti di gramigna alla salsiccia o così tanti selfie, con un ventre un po' pingue, il che rispecchia la maggioranza di tutti noi per l'appunto, sui social e sugli account comunicativi dei politici. Perché, per usare uno slogan di Jacques Séguéla, un celebre pubblicitario e applicatore del marketing pubblicitario alla politica, l'uomo che accompagnò dal punto di vista della strategia elettorale figure tra loro diversissime come Mitterrand, appena evocato, e Nicolas Sarkozy, noi cerchiamo un politico che sia enormemente simile a noi, da molto tempo a questa parte. Ecco allora che, per concludere questa velocissima carrellata, quel meccanismo di rispecchiamento e di omototia, cioè quel meccanismo di compresenza di simili tra chi viene eletto e chi elegge, che stava alle origini della democrazia liberale e che pure a quell'epoca corrispondeva ai partecipanti ad élite molto ristrette, a strati sociali estremamente circoscritti, a persone che condividevano ricchezza, potere, visione della società e skills culturali, mutatis mutandis, all'insegna delle grandi ondate della democratizzazione, si ripresenta ancora oggi in un contesto in cui però ciascuno di noi è irrimediabilmente diverso da ciascun altro, rivendica la propria soggettività in maniera assoluta, in maniera così assoluta da rendere difficile la comunicazione con il prossimo, e in cui i politici devono fare i funamboli, letteralmente, per cercare di presentarsi molto simili a noi,
in un contesto di enorme diversità e di profonda screziatura della società. Tutto questo produce ulteriori stress alla democrazia e genera quel meccanismo di, per usare una parola diciamo diventata ai noi di moda con la pandemia e che è anche la radice delle discussioni di vicino lontano, ha generato un'ulteriore espansione paradossale della distanza e del distanziamento tra i cittadini e i loro rappresentanti. E tutto questo naturalmente è il grande vulnus irrisolvibile e il paradosso postmoderno che si trovano oggi di fronte delle democrazie liberali rappresentative che sono ampiamente diventate post-democrazie. Grazie. Fabio Chiusi. In questo quadro magnificamente tracciato da Panarari si nota che in questi ultimi tempi sempre più sono coloro che interpretano la libertà come una proprietà individuale, non come un bene collettivo. E in questo quadro è evidente la diatriba che nasce sull'obbligatorietà delle vaccinazioni, ad esempio. Almeno per le persone che possono essere più facilmente contagiate, che possono più facilmente contagiare, mentre dall'altra parte si espone un diritto alla privacy che dovrebbe impedire di sapere chi è l'eventuale non protetto, non immune. La domanda, vista la tua specializzazione, appunto, è come possibile, se è possibile, rispettare contemporaneamente privacy e sicurezza? Come è possibile utilizzare i dati sensibili dentro limiti temporali e situazioni, anche se sappiamo che tutto quello che entra in rete diventa praticamente ineliminabile per la moltiplicazione infinita che ha quasi automaticamente. Ci sono sicurezze da dare in questo senso e soprattutto quali nuovi rischi di discriminazioni, non soltanto razziali, etniche e religiose, porta con sé questa diffusione di dati sensibili? Grazie mille per l'invito, per una domanda che è cruciale. Avrei ascoltato un'altra mezz'ora il professor Panarari con estremo piacere perché mi ha chiarito molto il quadro. E sulla domanda è una cosa che stiamo scoprendo, secondo me, cioè il modo in cui conciliare delle politiche di sanità pubblica durante una pandemia e i diritti fondamentali è una cosa, è un grande esperimento anche questo, se vogliamo, è un enorme esperimento e io nella quotidianità del mio lavoro faccio esattamente quello, cioè cerco di raccogliere storie da tutto il mondo che riguardano usi dell'automazione e della tecnologia a favore, diciamo, della salute pubblica per aiutare le politiche di salute pubblica. Ed è molto interessante vedere come la distinzione tra democrazie e regimi autoritari e non democrazie, diciamo democrazie liberali, continua a perpetuarsi anche in questo, cioè c'è un atteggiamento estremamente diverso rispetto all'uso dei dati, al modo in cui vengono concepiti, al ruolo che devono avere all'interno della società e a quanto ne discutiamo. Quindi diciamo che mentre in Europa c'è un tentativo perfettibile sicuramente di conciliare i diritti con la tecnologia, con l'intelligenza artificiale, con le forme di tracciamento digitale, no? Quindi le app di digital contact tracing, di contact tracing digitale che avete probabilmente in molti, no? da Immuni in giù e ci sono in tutto il mondo, allo stesso esperimento del Green Pass, cioè del certificato Covid, no? che inizialmente se ne era parlato come di un passaporto vaccinale, ma in realtà non lo è. Naturalmente in Europa tutto questo è avvenuto con alcune stelle polari, con delle serie di leggi che normano per esempio la privacy, che normano l'uso dei dati biometrici, che normano, e ci saranno sempre di più, ci sono norme adesso in arrivo sull'intelligenza artificiale a livello europeo, norme sulla disinformazione, norme sul terrorismo che sono già state appena approvate, che cambiano tutto il contesto, diciamo, non è mai stato vero, ma non è mai stato meno vero, diciamo, che Internet sia un far west, non è assolutamente così. In questo momento è estremamente regolata in contesti democratici. Come dicevi però tu Paolo Carbonetto e Giampaolo, all'inizio era diverso, cioè sono stati dei tentativi di far, diciamo, passare il messaggio efficientista, post-ideologico se volete, post-democratico quasi, cioè che contino i risultati, cioè che conti salvare vite, no? A qualunque costo.
a qualunque costo. E questo è l'atteggiamento che è stato tenuto per esempio nei regimi autoritari in Cina, no? Dove le forme di sorveglianza sanitaria sono effettivamente forme di controllo sociale, cosa che qui non è possibile a livello tecnologico. Cioè le tecnologie che stiamo usando hanno dei problemi, certamente, perché nessuna tecnologia, nessun codice è irrompibile, no? Tutti i codici si possono rompere, tutti i codici possono avere dei bug, ma diciamo quello che sappiamo, i codici sono pubblicati, sono scrutabili, sono il risultato di certe norme, sono il risultato di dibattiti democratici, multi-stakeholder, come ci piace dire a noi nella società civile, cioè dove ci sono tutti i portatori di interessi al tavolo, e quindi di norma dovrebbe essere il risultato di una discussione democratica. Dico di norma perché di fatto poi questa cosa non sempre avviene. Sul digital, per esempio sul Green Pass per la vaccinazione, il certificato Covid, non c'è stato nessun dibattito, francamente. Cioè, è arrivato, si è deciso per qualche ragione, per esempio in Italia, che una dose di vaccinazione come ce l'ho io, domani vado a fare il richiamo, sia sufficiente per dire che queste persone possono viaggiare in sicurezza, come le persone che l'hanno completato il ciclo vaccinale, come le persone che sono guarite, e allo stesso tempo una persona che ha ricevuto un tampone entro 72 ore è altrettanto sicuro. Queste sono scelte politiche sbagliate, secondo me, che non hanno alcun senso scientifico, servono per riaprire, per dire sì, viaggiate, fate, va benissimo, ok. Dopodiché c'è la scienza che dice, per esempio, che se uno ha la sfortuna di incontrare la variante Delta, uno shot di vaccinazione ti copre al 30%, cioè meno di Sputnik, per capirci, insomma, no? Per cui bisogna andare molto piano col messaggio di fondo, secondo me, cioè con l'idea che bastino delle tecnologie molto sofisticate, che poi non lo sono in realtà, ma bastino delle tecnologie magiche, mettiamola così, per fare sì che non avremo più i problemi che abbiamo avuto con la SARS, con la MERS e cose del genere. Questo è totalmente falso, tant'è vero che i paesi che invece hanno gestito meglio la pandemia non sono quelli che hanno usato le tecnologie più invasive, sono quelli che avevano le politiche pubbliche di sanità pubblica adeguate, le strutture e le infrastrutture pronte, il personale formato e le scelte politiche già fatte in occasione delle precedenti pandemie che non avevano visto arrivare neanche loro. Per cui voglio dire, è una questione molto più complessa, infatti quello che noi facciamo, per non portare via troppo tempo chiudo, è esattamente questo, cioè studiare non intelligenza artificiale, non algoritmi, non automazione, studiare automated decision making system, cioè sistemi che hanno al loro interno decisioni automatizzate, che sono sistemi sociotecnici, però noi li chiamiamo. Non è una cosa che abbiamo inventato noi naturalmente, ma è per dire che quello che conta è la tecnologia che viene usata, ma come viene usata, con quali regole, quali persone, responsabilità e ruoli di potere sono coinvolti e quali discriminazioni si possono produrre. Perché naturalmente sarebbe molto facile per uno Stato, come è stato fatto in alcuni paesi, imporre la vaccinazione a tutta la popolazione, per esempio, no? E si potrebbe essere a favore o contro. Renderebbe più facile, per esempio, dare senso a un certificato Covid, che a quel punto diventerebbe un passaporto vaccinale, ed effettivamente se qui dentro potesse entrare solo le persone che hanno un passaporto vaccinale, ce ne sarebbero ancora meno probabilmente, ma se le sarebbero al sicuro effettivamente, perché sono vaccinate, quella cosa lo testimonia, a meno che non sia hackerabile anche lui, naturalmente. Però questo voglio dire, cioè non c'è necessariamente un trade-off tra queste due cose, e questa è l'ultima cosa con cui voglio chiudere. Ho passato gli ultimi 2 mesi della mia vita a cercare di capire le evidenze empiriche, scientifiche che ci sono sul funzionamento delle app di tracciamento. Non c'è alcuna prova che le app più invasive, quelle che violano la privacy per statuto, cioè lo fanno prendendoti per esempio i dati di localizzazione, di GPS o cose di questo tipo, non c'è nessuna prova che siano più efficaci delle altre. Naturalmente c'è la prova che danno più dati alle istituzioni sanitarie, ma se poi le istituzioni sanitarie usano database che non comunicano, usano personale che non sa di cosa stiamo parlando, usa persone che sono complottiste magari quindi non usano la mascherina, serve assolutamente a nulla. Per cui di nuovo la tecnologia è una parte di un ragionamento molto più ampio che di nuovo coinvolge la politica e la democrazia, e quindi riporta alle considerazioni prima del professor Panarari, secondo me. Grazie. Questi primi 2 interventi indicano una complessità di problema enorme, e una complessità che forse dovremmo ringraziare in qualche maniera il Covid per averci ricordato quanto il mondo sia davvero complesso. E che quindi forse il Covid riuscirebbe a poter mettere una lapide definitiva su quel pensiero binario che è definito dicotomico e che forse gli inglesi esprimono ancora più chiaramente con il black and white thinking, cioè o bianco o nero o tutto o niente.
Le logiche del pensiero infatti sono infinite, come sono infinite le esperienze di noi umani, e quindi non è neanche ipotizzabile il fatto di andare avanti soltanto in sì o no col sistema binario di un computer normale. Ecco, tutto questo richiama a gran voce, secondo me, la necessità di riportare in primo piano la filosofia di trasformazione e la filosofia del limite. Noi non abbiamo più la frequentazione dei limiti, non riusciamo a capire quali limiti, quali confini siano invalicabili e quali invece siano quelli proprio da abbattere, da valicare, perché sono quelli che ci impediscono di proseguire sulla strada del progresso. Ma secondo te abbiamo la forma mentis per riuscire tutto un tratto di opporci, per riuscire ad opporci non soltanto alla pigrizia che naturalmente abbiamo, ma anche a un andazzo che è quello che vuole la semplificazione, anche perché far pensare troppo alla gente, anche lì c'è un limite, se superi il limite la gente incomincia a pensare troppo bene e non va tanto. È pericoloso. Ma magari ce ne fossero molte di logiche con cui pensare. Io penso che non ce ne siano attualmente così tante. Ci sono molte opinioni, al punto che si può parlare in questo momento storico di dittatura dell'opinione, cioè di una specie di falso ugualitarismo che sfrutta un malinteso senso dell'uguaglianza per diffondere tutte le notizie false, le opinioni infondate, gli interventi aggressivi, gli interventi assoluti, cioè questa forma che ha preso il dibattito globale. Credo che a buon diritto si possa definire così, una forma della cultura in agonia, una forma agonica della cultura che è come dire, segnalata proprio dalla quella che si può chiamare dittatura dell'opinione. Come pensatrice radicale, il mio punto d'avvistamento che propongo in questo nostro dibattito è considerare quello che tu dicevi, cioè quale forma mentis in questo momento è in una crisi forse definitiva, forse irreversibile. Se pensiamo alle vicende del cammino dell'umanità sotto la forma delle grandi trasformazioni, ricordiamo la grande trasformazione che aveva segnalato Polanyi, il passaggio dalla civiltà agricola alla civiltà industriale e lo sconvolgimento che questo ha creato, io penso che si può pensare attualmente proprio grazie alla pandemia, che ha radicalizzato la crisi della cultura europea occidentale, che ormai aveva messo la sua ala su tutto il mondo. Perfino le culture divergenti come quelle orientali non hanno più molta resistenza, non hanno più avuto molta resistenza rispetto a questa vittoria, diciamo, della cultura europea occidentale, che ha proprio come caratterizzazione la forma mentis dicotomica. Il lungo cammino della filosofia occidentale egemone è proprio questo, cioè quello di avere determinato una cultura che lavora sia istituzionalmente sia nella evoluzione, diciamo, culturali attraverso la forma binaria oppositiva, amico-nemico, che riguarda la radice, cioè il famoso essere-non essere, in cui il non essere non è, cioè non esiste. Ora, i grandi sconvolgimenti imprevisti come questo della pandemia non sono affrontabili dal pensiero dicotomico, proprio perché il pensiero dicotomico intende governare la realtà
E perché cosa ha fatto? Ha dato origine alla cultura progettuale, per esempio, cioè alla sovrapposizione sulla realtà di progetti finalistici che mal sopportano gli interventi imprevisti che la realtà propone. Quindi perfino nell'area del management non c'è più la possibilità di affrontare le crisi manageriali, le crisi dell'area produttiva attraverso la forma dicotomica del pensiero, perché si è visto nell'esperienza di lavoro che conta molto di più magari l'esperienza creativa degli strati bassi, più dei strati subalterni dei lavoratori, dei produttori, che sono pronti ad affrontare gli imprevisti che incontrano nei progetti di lavoro e sono pronti a cambiarli. Cosa che non è tollerabile nel pensiero dicotomico. Il pensiero dicotomico viaggia su una progettualità lineare che ha tutte le varie sequenze in una sequenza logica, mira un obiettivo e quell'obiettivo deve essere raggiunto muro o non muro. In questo caso il muro può essere la realtà stessa. Infatti c'è una scuola francese che è la scuola della psicodinamica del lavoro, il cui massimo rappresentante conosciuto è Christophe Dejour, che indica proprio questa crisi generale anche dei rapporti di lavoro. Per dire, uno dei disastri contemporanei che non si è attrezzati a affrontare. E cosa accade di solito, come accade in questo momento, quando sarebbe necessario un passaggio da una forma mentis dicotomica a una forma mentis aperta alla complessità? Cioè, quindi, cosa significa, in parole molto povere, una forma mentis capace di far convivere le differenze, meglio ancora, far convivere le contraddizioni. Contraddizioni non sono compatibili nel pensiero dicotomico. Allora che cosa capita, ad esempio nell'ambito della politica, per far fronte a questa impreparazione, a questa non competenza della mente dicotomica? Si genera un'area moralistica che è il politicamente corretto. Il politicamente corretto è quella, diciamo, reazione, quella reazione che c'è anche, dicono gli psicanalisti a livello inconscio, che serve per tentare di governare le contraddizioni che ci sono nella società, alcune delle quali invalicabili, forse non riducibili. Il problema è quello della convivenza delle differenze, non della inclusione. Ecco invece che cosa capita, che il pensiero dicotomico propone l'inclusione. L'inclusione è ancora una volta una forma del dominio, perché c'è qualcuno che include qualcun altro, c'è qualcosa che include qualcos'altro, una cultura che accetta di includere. Dunque, il politicamente corretto molto spesso propone questa soluzione che è insostenibile. Non è sostenibile nel mondo della complessità. E infatti il populismo che cosa ha fatto? Fa questo, lo farà, continuerà a farlo, criticare il politicamente corretto, cavalcare questa tigre dell'insostenibilità del politicamente corretto per proporre quello che propone, che è altrettanto non sostenibile. Però questo interpreta un sentire popolare, chiamiamolo così per intenderci, che quello che segna la distanza tra governati e governante. Questo sentire popolare è quello che rifiuta l'élite, cioè è quello che rifiuta le élite intellettuali, le élite politiche, quelle che in qualche modo fanno riferimento a queste strategie che vengono da una cultura molto antica, che sono quelle di una forma moralistica politica che è questa.
che si confà al pensiero dicotomico. Allora io dico che in questo momento questa sarebbe la cosa più importante per chi ha a cuore un transito positivo da una civiltà in agonia, e in un'agonia probabilmente irreversibile, già prevista da Nietzsche nella volontà di potenza, in cui diceva che la nostra civiltà, se avrebbe continuato su questa strada, lui intendeva anche questo aspetto della forma dicotomica del pensiero, si sarebbe rivelata essere una civiltà che desidera la propria fine, cioè che è votata alla propria fine, come in una specie di suicidio implosivo, no? Ecco, allora se volessimo provare a fare un transito non così tragico, così drammatico, bisognerebbe che la nostra attenzione, piuttosto che sui dettagli di questa crisi o sulla superficie della crisi, o anche tutti gli elementi della crisi, perché è una crisi molto complessa, globale e come dire, appunto con degli aspetti di irreversibilità, bisognerebbe che ci unissimo a pensare a questa necessità di cambiare la forma attraverso la quale noi ragioniamo, parliamo, affrontiamo la realtà, smettiamo di dominarla, cerchiamo di andare d'accordo con ciò che non dipende dalla nostra volontà, eccetera, eccetera. Massimiliano Panerari, se il rifiuto delle elite in campo politico è una prassi consolidata, un'abitudine, magari soltanto perché maggioranza e minoranza hanno idee diverse, noi ci troviamo in questo periodo di fronte a un rifiuto nuovo di un'altra elite, dell'elite scientifica. Chi non sa molto spesso rifiuta chi sa, anche perché talvolta ha delle difficoltà a individuare chi sa tra tanti che parlano dello stesso argomento, magari in maniera diversa. Non ha aiutato molto l'esplosione televisiva di questi mesi, non ha aiutato perché ci sono state delle polemiche insensate addirittura. E tutto questo si innesta su quell'humus portato dai computer, dall'informatica, in cui tutti abbiamo incominciato a pensare di essere capaci di fare tutto, in cui siamo diventati tutti onniscienti grazie a Wikipedia. E tutto questo ovviamente finisce per portare a dei disastri assoluti. Il problema però è, guardando appunto al futuro, alla complessità del futuro, è che è difficile pensare che tutto possa essere recuperato senza recuperare prima il rispetto per la competenza. E non mi sembra facilissimo recuperarlo in questo momento. Grazie a Giampaolo Carboneto per questa domanda. No, non è affatto semplice da recuperare, anzi è un'operazione estremamente complessa. Io temo per certi versi che sia un'operazione, una mission impossible. Così come Anna Rosa Buttarelli descriveva gli elementi di irreversibilità dell'agonia dell'Occidente, è evidente che la pandemia, grande esperimento, di nuovo per citare il tuo libro, ma anche grande catalizzatore, grande enzima, che ha potenziato e accelerato una serie di processi che erano già in atto. Per esempio alcuni segni di un'agonia, ma anche perché dietro ogni vicenda umana, e questo non è complottismo naturalmente, come Fabio ben sa, si agitano dei rapporti di forza, si agitano conflitti di potere. Sarebbe ridicolo pensare che la storia dell'umanità sia, il fondale che ci appare. La storia dell'umanità è necessariamente un campo di conflitti tra forze, elite, gruppi economici, politici, finanziari, culturali, mediali, che combattono una battaglia, per usare un termine che tutti quanti conosciamo, per l'egemonia. Era in atto da tempo una battaglia per l'egemonia collegata ad un transito, ad una transizione. La grande transizione dal capitalismo dei beni produttivi alla finanziarizzazione, che era l'anello mancante, ad una smaterializzazione del capitalismo produttivo, che è quello che viviamo oggi, in cui
entrano, si saldano tutta una serie di processi, di forze, anche di competenze nuove possedute da elite estremamente minoritarie, che in qualche modo riprendono l'idea già contenuta in un libro importante e non abbastanza valorizzato, che è il nuovo spirito del capitalismo, il titolo infedele di Boltanski e Chiappellò, ma che indicava una transizione in essere all'indomani del Fordismo, in cui il tema della scienza diventava un tema fondamentale di ausilio di un nuovo sistema economico, e in cui, a proposito di percorsi rivoli, perché viviamo in un'epoca di straordinaria complessità, in cui la critica sessantottina alla scienza borghese, alla scienza patriarcale, a oggi diremmo Big Pharma o Big Tech, in realtà viene sussunta da Big Pharma e da Big Tech, dai nuovi grandi interessi, e giocata in una chiave di cambiamento delle regole e dello schema di gioco. Quando Giampaolo descrive l'indispensabile rispetto e il bisogno di rilegittimazione della scienza, sta parlando e fa riferimento ad uno dei pilastri della democrazia liberale rappresentativa, all'interno della quale il rispetto delle competenze è essenziale, perché esiste un ordinamento sociale, una divisione del lavoro, una catena produttiva del valore, e in cui esiste il rispetto nei confronti dei portatori di competenze, anche perché quei portatori di competenze hanno un ruolo sociale fondamentale, e il grande patto sociale che sta alla base della democrazia liberale rappresentativa è per l'appunto che le elite, che vengono riconosciute come tali perché portatrici di competenze che non sono a disposizione di tutti, ma che sono il frutto di lavoro, sacrificio, abnegazione e anche, elemento sostanziale, di quell'idea di mobilità sociale e di ascensore sociale, una volta distrutta la quale è stato smobilitato il compromesso socialdemocratico ed è finita l'epoca dei 30 anni gloriosi che hanno garantito il benessere da ogni punto di vista dell'Occidente. Una volta saltata quest'idea, ecco che le democrazie liberali rappresentative diventano post-democrazie, all'interno delle quali la conflittualità si sposta su un altro ambito. Allora, per rispondere appunto alla domanda di Giampaolo, io penso che sia fondamentale, sarebbe indispensabile, un'operazione di rilegittimazione dei portatori di competenze. In un nuovo patto sociale, naturalmente, nel quale è impossibile pensare che i portatori di competenze si elevano ex cattedra, ma devono condividere il loro sapere, anche all'insegna di forme comunicative nuove. Soprattutto devono pensare che il sapere ha una valenza sociale e c'è bisogno di consenso, non di consenso facile naturalmente, non stiamo parlando della politica, ma c'è bisogno di pensare che il medico o il virologo televisivo non è quello che ci fa sgocciolare il suo sapere in maniera incontrovertibile e noi ci predisponiamo con un atteggiamento puramente passivo. Quando lui ci dice dovete avere paura, noi dobbiamo avere paura. Quando lui ci dice dovete mettere la mascherina, noi dobbiamo mettere la mascherina. Quando ci dice c'è la variante Delta, ci dobbiamo richiudere in casa. No, non è così. Non può essere così, perché questo meccanismo scassa la democrazia. Questo è neopositivismo ed è assolutamente neopositivismo ed è assolutamente intollerabile proprio perché viviamo in un'epoca della dittatura dell'opinione. La dittatura dell'opinione non è positiva naturalmente, ma la grande mobilitazione cognitiva, il fatto che possiamo accedere a saperi, che abbiamo a disposizione la rete, che i tassi di scolarizzazione e di frequenza alle università sono comunque aumentati dagli anni 60, anche se non riusciamo a coronare neppure le lauree brevi in questo paese con un percorso virtuoso. Tutto questo fa sì che possiamo finalmente pensare di avere a che fare con cittadini più dotati, con cittadini più competenti, con cittadini con i quali è indispensabile il dialogo sociale e bisogna dismettere il pensiero dicotomico. Naturalmente il punto è che se la logica mediale ci propone dei virologi che ex cattedra ci danno degli ordini, tutto questo giustamente, devo dire, ci irrita e peraltro porta gli stessi virologi a entrare in una messa in scena, in una drammaturgia tipicamente televisiva in cui costruiscono conflitto per aumentare la loro visibilità personale. Ecco, noi abbiamo l'occasione perché la scienza, anche a causa purtroppo della tragedia pandemica, possa diventare più democratica all'interno di un dialogo sociale. Per questo occorre che tutti i contraenti del nuovo patto sociale si mettano in gioco e siano disponibili a entrare in una dimensione di complessità.
come veniva detto perfettamente prima. Per fare questo però abbiamo bisogno, mi taccio, anche di riscoprire il sapere critico e abbiamo bisogno anche di guardare al potere e ai poteri con un occhio quantomeno laterale, davvero distanziato, e Fabio Chiusi lo fa tutti i giorni, e abbiamo bisogno di riconoscere le nuove forze in campo. L'agonia della cultura che stiamo vivendo è quella dell'estremo occidente, in particolare di un pezzo, di nuovo, di un piccolo pezzo dell'emisfero e soprattutto dell'Occidente che si chiama California. È almeno dalla metà degli anni 70 che noi viviamo immersi. Uso una parola, uso un'etichetta, Fabio giustamente la troverà troppo semplicistica, ma viviamo immersi nella dittatura del politicamente corretto, propagandato dall'ideologia californiana, che naturalmente ha anche una matrice tipicamente puritana, perché i sistemi culturali vivono di lunghe durate, di lunghi periodi. E quella matrice puritana, che è uno dei due grandi pilastri su cui si fonda la visione americana del mondo, è strutturalmente dicotomica. Noi siamo il bene, gli altri sono il male. Allora, sulla base di una serie di trasformazioni molto postmoderne, il nuovo bene propone un'inclusione assolutamente dominatrice da molti punti di vista, che non tollera la critica, che spiazza via e bolla come immorale, fascista, reazionaria, qualunque tentativo di avanzare delle critiche che vanno nella direzione di dire che il mondo è più complesso dell'immagine dicotomica, e che propone in maniera assolutamente consolatoria ai patiti del politicamente corretto. Ben inteso, il politicamente corretto ha svolto una funzione importante, ha svolto una funzione fondamentale, ma nel momento in cui si ipostatizza, diventa ideologia totalizzante, innesca un meccanismo totalitaristico, e purtroppo oggi lo stiamo vivendo. La consolazione agli adepti è una consolazione narcisistica e una consolazione però assolutamente individualistica e ombelicale. Sì. Io mi sento migliore degli altri, ma lo faccio nel silenzio della mia casa, davanti allo schermo, nella mia solitudine. E allora, e chiudo davvero, questa ideologia del politicamente corretto, che è sostanzialmente, e in questo il vecchio Marx ci è sempre d'aiuto, una sorta di grande sovrastruttura di un nuovo rapporto di produzione, che è un rapporto di produzione perfetto, perché non retribuisce, perché porta il nostro lavoro cognitivo, i nostri desideri, le nostre passioni a entrare all'interno di una catena di valorizzazione del valore da cui noi siamo totalmente esclusi, anzi da cui noi volontariamente ci autoescludiamo, perché dico una cosa banale che sappiamo tutti quanti, ma nel momento in cui io posto la mia trota salmonata o la mia torta al limone su una gallery fotografica, su qualche social account, il titolare dei diritti di proprietà di quel social account, che naturalmente non sono io, guadagna da un mio desiderio, una mia passione, da un mio desiderio narcisistico, da una mia vitrinizzazione, e naturalmente non mi restituisce nulla. Questa è la chiusura del cerchio e della distruzione del capitalismo manifatturiero, naturalmente. Dentro c'è tanto, perché è un coacervo molto postmoderno, c'è il neoliberismo, c'è il social-darwinismo, c'è l'idea del self-made man, c'è l'idea del self-help, c'è l'idea moralistica che se tu non riesci a trovare un tuo spazio nella società è colpa tua, e qui siamo al neocalvinismo solito che agita per l'appunto la forma mentis americana, ma soprattutto c'è un'aspirazione tremenda, totalitaria, ed è l'idea di essere migliori degli altri. Tutti gli altri sono populismo, fascismo, sono i perturbatori dell'ordine, e questo è un pensiero dicotomico, è un pensiero totalizzante ed è un pensiero magico, perché trae la propria legittimità dall'idea. Possiamo leggere tutte le dichiarazioni di tutti i protagonisti della rivoluzione digitale, da Bill Gates a Steve Jobs, l'idea che la tecnica sia in grado di risolvere qualunque nostro problema. Non importa l'entità del problema, è solo una questione di non adeguato avanzamento tecnico, ma i problemi sono questioni sociali, cognitive, sono battaglie di valori, e se la soluzione è tecnica, in realtà dietro quella tecnica c'è un'ideologia assoluta, totalizzante, intollerante, e che vuole emarginare chi non accetta di sottoporsi a quell'ideologia. E in tutto questo, e mi taccio davvero, purtroppo devo constatare come un pezzo di sinistra sia stata drammaticamente irretita e abbia deciso di consegnarsi a questa visione che è il vero pensiero magico della postmodernità e che non ha nulla di razionale o di scientifico. Fabio, si parlava adesso di nuovi patti sociali e ce n'è... Sei sempre più aggrottato.
E ce n'è uno che riguarda molto, secondo me, il tuo campo. Io in questi giorni, io non sono un nativo digitale, ma non sono neanche un analfabeta digitale, lavoro molte ore al giorno sul computer, impiego qualche decina di programmi neanche tanto semplici e ho dovuto cercare appunto di arrivare al pass, al Green Pass. E mi sono imbattuto in una serie di trappole, di giri, di labirinti, nei quali tra l'altro soprattutto ho dovuto evitare richieste di pubblicità, di rifiuti, da tutte le parti arrivavano questo. E mi sono posto il problema di come può reagire una persona normale o anche una persona non tanto normale ma in basso, cioè un vecchietto, un povero. Noi ci troviamo di fronte a una nuova discriminazione assolutamente evidente e assolutamente drammatica, che è per censo, perché molta gente il computer non se lo può prendere, di competenza, perché molta gente non sa neanche da dove cominciare, o di esclusione politica, perché nella nostra regione, ad esempio, ci sono intere plaghe che non hanno un minimo di collegamento internet. E questo qui è una discriminazione che avrà un suo peso notevole nel futuro del nostro mondo e in questo tentativo di riorganizzare il mondo in qualche maniera. Senza dubbio, e la cosa più pericolosa di questo è che se anche noi connettessimo tutti a tutto il mondo, il problema è che le tecnologie discriminano di per sé alcune. Quindi c'è questo appendice, diciamo, dell'ideologia californiana che rappresenta benissimo Zuckerberg, cioè l'idea che connettendo il mondo lo si salvi, no? Che era un po' più o meno l'idea con cui ha lanciato Facebook e ha creato un impero di fatto. È una menzogna, cioè, perché connettere il mondo prima di tutto vuol dire mettere in connessione culture e complessità diverse, come è stato detto abbondantemente, non è una cosa che si fa chiedendo un'amicizia su Facebook, francamente. E dall'altro lato perché anche se fosse vero, le tecnologie con cui noi operiamo questa connessione si nutrono della nostra cultura, sono il risultato di quello che pensiamo, della nostra storia, dei problemi che abbiamo sedimentato nel tempo nella società. Quindi se una società è stata per secoli razzista, strutturalmente razzista, e le immagini, le annotazioni, le informazioni che finiscono nei database, che nutrono gli algoritmi che decidono la tua pensione, decidono chi ha diritto a un posto in ospedale, chi deve andare prima a prendere il vaccino degli altri, perché questo ormai fanno, no? Finiscono per essere tarati su, come si diceva prima, la classe dominante che ha creato la democrazia, cioè bianca, privilegiata, molto spesso maschiocentrica, no? Patriarcale, quindi cioè, tutte queste cose restano come sottofondo nel discorso tecnologico, sono restate come un rimosso, diciamo, del discorso tecnologico per molto tempo. Finalmente tutta la gente che come me si occupa di diritti digitali è riuscita a fare esplodere questo problema, a portarlo agli occhi della politica, che conta, agli occhi dell'opinione pubblica, si spera per quanto possibile. Noi abbiamo usato anche i fumetti per le graphic novel per spiegare queste cose, perché bisogna usarle tutti i modi, che altrimenti non è facile spiegare come funziona un algoritmo che decide se una donna subirà a rischio di subire violenze domestiche, per esempio, c'è anche questo, no? E funziona, tra l'altro, quindi non tutto è da demonizzare. E quindi quando si fa un discorso di questo tipo, secondo me è molto bene avere coscienza, da un lato, dell'aspetto critico ideologico, che secondo me è fondamentale e vale per tutto, naturalmente, vale anche fuori dall'ambito digitale, ma dall'altro bisogna conoscere di cosa stiamo parlando, per cui è molto difficile in un contesto in cui invece si pensa appunto, come diceva Arthur Clarke, no? Che qualsiasi cosa abbastanza sofisticata sia indistinguibile dalla magia, diceva la sua terza legge, no? Nella magia non si chiede al mago come ha fatto apparire il coniglio dal cappello, no? E gli algoritmi sono la stessa cosa. Come hai fatto apparire la classifica della mobilità dei docenti che avevano fatto richiesta durante la riforma della buona scuola? Io sono andato a vedere come l'hanno fatto apparire. Hanno preso una macellata di soldi per fare una cosa che era programmata in un linguaggio di programmazione degli anni 60, scritto apposta per non essere verificabile da alcun auditor pubblico. E questo è stato pagato una cifra fuori mercato, naturalmente.
per avere migliaia di ricorsi per anni di docenti che giustamente si sono visti, per esempio, magari, che ne so, trasferire in Calabria quando avevano, no, volevano tornare in Friuli e avevano il diritto di farlo per le graduatorie. Però l'algoritmo era scritto talmente male che ci hanno messo talmente tanto tempo a capire che era scritto male che hanno fatto in tempo a prendere migliaia di ricorsi. Questa è la realtà. Però se noi abbiamo delle regole che ci dicono che devono essere leggibili, spiegabili, trasparenti, discussi, opinabili, appellabili, bene. Se non c'è nulla e c'è soltanto un fenomeno da baraccone che va in televisione a dire ho trovato la soluzione al problema della mobilità, ho trovato la soluzione a questo problema ed è un algoritmo, quella persona gli manca soltanto il coso rosso qui, capite? Questo è il problema. Dall'altro lato io però mi chiedo, queste persone in televisione però ci vanno a dire queste cose, non gliel'ha imposto la tecnologia, non gliel'ha imposto Facebook, non gliel'ha imposto Zuckerberg o l'ideologia californiana, gliel'ha imposto l'ego e un sistema mediatico che nutre ego e nutre scandalismo e nutre tutto quell'ammasso di complotto schifoso che vediamo nei risultati di tutti i giorni. Quindi sarebbe anche abbastanza facile, invece di stare a fare i grandi discorsi che sono bellissimi sulle ideologie, io li faccio tutti i giorni nella mia vita, sarebbe bello incominciare a non chiamarle queste persone in televisione, se possibile, no? Cioè, voglio dire, alla fine questo problema con la scienza ce l'abbiamo avuto perché qualcuno li ha continuati a chiamare, anche quando questi andavano da chi a dire io vengo qui perché mi piace stare in televisione, mi piace essere desiderato, famoso, di successo. Benissimo, cambia mestiere, perché la scienza è una cosa seria, capite? E qui, cioè io capisco tutto questo discorso sul relativismo, lo condivido benissimo, secondo me è la disgrazia del nostro tempo, ma non credo che la radice sia soltanto tecnologica, cioè non credo che sia un problema di dire abbiamo democratizzato le opinioni, abbiamo perso di vista il resto. L'abbiamo perso di vista perché probabilmente era molto facile perdere di vista il resto, era già suppellettile, era già inutile, era già un chiacchiericcio da molto tempo. Cioè io vorrei sentire le persone che fanno questi discorsi dall'alto verso il basso, vorrei che avessero lo standing per poterlo fare. Cioè se arriva Umberto Eco a farmi questo discorso io sono contento. Se arriva un personaggio che ha passato tutti i talk show a dire cose contraddicendosi dalla mattina alla sera per anni, facendo disinformazione dall'alto verso il basso, quindi riverberando tutto questo nei social, perché poi le persone discutono naturalmente le sciocchezze, molto più delle cose serie, come sappiamo, questa è psicologia cognitiva, non serve uno scienziato, basterebbe incominciare a produrre della buona cultura, poi magari le persone incomincerebbero a sentirne la mancanza. Se noi produciamo continuamente cose opinabili e abbastanza brutte anche, sinceramente, prive di valore artistico, estetico, io sono appassionato di poesia, è uno slalom gigante trovare un libro di poesia decente tra quelli centinaia che vengono pubblicati, perché sono tutti, è l'amico di, è il protetto di, è quello messo lì da quell'altro. No? Allora questo sistema va anche smantellato però a un certo punto, va anche denunciato. Le nuove tecnologie che abbiamo hanno democratizzato la possibilità di mettere in discussione questo sistema, ma non si può pretendere che da solo nasca un altro ordine culturale, un altro ordine sociale o un'altra egemonia, perché l'egemonia in mano ce l'ha l'estrema destra in questo paese. Questo è il risultato. Cioè che il 40% della popolazione vota dei partiti che fanno dei discorsi che io non avevo mai sentito in vita mia. Non penso lo facciano perché hanno trovato delle persone che gli hanno detto di fare così su internet. Questo è il mio punto. Sarebbe interessante ragionarci bene su questa cosa, secondo me. È vero. Scusate. Il Covid ci ha buttato davanti agli occhi delle realtà che molti di noi non pensavano o comunque trascuravano. Ad esempio, una delle cose più drammatiche anche è stata la differenza, e entriamo nella sanità, tra uomo e donna. L'AstraZeneca ha finito per colpire di più le donne che gli uomini, ha finito per colpire più i giovani che i vecchi. Tutto questo era una cosa che la maggior parte di noi non pensava che una medicina va bene per uno e va bene per tutti, e questo non è vero. E questo, tra l'altro, in questi tempi, parlando di queste cose, abbiamo scoperto che non riguarda soltanto il Covid, ma può riguardare anche le malattie di cuore, può riguardare tutta una serie di altri sistemi. E abbiamo anche toccato con mano quanto sia stato pernicioso togliere la sanità pubblica per dare alla sanità privata, quanto questo abbia portato a dei disastri assoluti che hanno forse anche loro reso difficile capire
che ognuno di noi è diverso, uomo, donna, ma ognuno di noi, che quindi dovrebbe riprendere forza quella parola cura, che non è soltanto una cura nel senso di dare tot medicine alla tot ora, alla data, per una quantità di tempo. Una cura vuol dire una cura che deve naturalmente basarsi sulla conoscenza scientifica, ma anche su un maggiore rapporto umanistico di se stesso con gli altri. E questo mi sembra anche molto difficile in questo momento. Sì, è molto difficile anche perché c'è una stratificazione concettuale che si è verificata nel corso del tempo, che crea una grande confusione. Cioè, per esempio, appunto, la confusione tra genere e sesso si usa quasi come sinonimi. Le due parole si usano come sinonimi, ma non hanno significati completamente differenti. La differenza tra autorità e potere l'aveva già segnalata Hannah Arendt molto tempo fa, quando si era accorta che la scomparsa dell'autorità sulla scena della cultura europea era uno dei problemi che avrebbero maturato poi col tempo disastri come quello che stiamo vedendo adesso, perché appunto la dittatura dell'opinione riguarda la scomparsa del senso dell'autorevolezza. Il fatto che l'autorità è stata confusa col potere e che il 68 ha fatto meritoriamente la pulizia rispetto all'autoritarismo, ma ha buttato il bambino con l'acqua sporca, cioè buttando l'autoritarismo ha buttato anche il senso dell'autorità. Lo si vede nella scuola, dove come dire, chi insegna non ha più l'autorevolezza, non dico magistrale, di un tempo. Magari ci fossero ancora, diciamo, maestri e maestre di pensiero. Il pensiero critico è in via di sparizione proprio perché la cultura umanistica e il magistero del pensiero sono disprezzati. Ecco, allora anche questo è un compito dello spostamento dei confini che dobbiamo fare. A proposito, Giampaolo, del limitato, dell'illimitato, dei confini. Cioè i confini sono un'altra cosa rispetto all'illimitato. Noi dobbiamo provare a spostare i confini molto ristretti appunto della nostra mentalità e ricomprendere però all'interno di questi confini il senso del limite. I confini sono un limite e la Conti, quando c'è stato il disastro di Seveso, Laura Conti tanti anni fa ha introdotto, esatto, ha introdotto questa discussione all'interno della scienza di allora e ha detto: questo disastro indica il superamento dei confini verso l'illimitato della scienza e della scienza applicata. Ecco, per esempio, anche questa questione dell'applicazione è un problema del pensiero dicotomico, cioè ed è il fatto che abbiamo viaggiato finora in via astratta, cioè dall'alto verso il basso, perché la nostra cultura applica, cioè applica come una vetrofania sulla realtà la teoria. Invece bisognerebbe rovesciare per sistemare un po' le falle che si sono aperte nel nostro mondo, il contrario, cioè dal basso verso l'alto, dal basso nel senso dell'esperienza, dalla concretezza dell'esperienza, da quello che insegna l'esperienza, anche quei fallimenti che porta con sé la teoria, cioè la teorizzazione di ciò che si sperimenta. Questa sarebbe, diciamo, una sovversione
del modo di pensare che sarebbe utilissima per rimettere un po' in ordine tutto quanto. Questo per dire che c'è una grande necessità di riconcettualizzare, ma non riconcettualizzare nel senso della storia dei concetti, che è una pratica che in Europa è molto conosciuta, ci sono anche dei dizionari dei concetti, eccetera. No, proprio una, come dire, si può dire proprio una rifondazione dei concetti secondo il loro senso originario, perché il pensiero radicale, che è quello che ci manca, insegnerebbe questo, cioè che bisogna, diciamo, tornare alle origini dei concetti che usiamo, perché le origini sempre, in ogni caso, illuminano un po' quello che il concetto porta con sé e che poi è vanificato oppure pervertito oppure confuso con altri significati che impediscono che il concetto faccia il suo lavoro benefico nelle trasformazioni della cultura. Per quanto riguarda la questione della medicina, è uno dei problemi che sono affiorati, come hai detto tu, Giampaolo, in questa occasione prepotentemente. Ma tu hai idea di quante donne sono morte finora a causa del fatto che i farmaci sono stati sempre sperimentati sulla fisiologia maschile e poi diffusi anche inconsapevolmente, perché sapete, la misoginia ormai è una specie di come dire, qualcosa che appartiene al DNA di una cultura, tanto che molti e anche molte si regolano secondo un impulso misogino nel linguaggio, nelle relazioni, cioè senza accorgersene peraltro. Per cui le morti, diciamo, oltre alle morti del femminicidio quotidiano, ma le morti delle donne, come sapete, immagino, dovute a farmaci sbagliati per la fisiologia femminile, perché il funzionamento ormonale di un corpo di donna e di un corpo di uomo sono diversi e i farmaci interferiscono molto radicalmente con le questioni ormonali, come si è visto con AstraZeneca. È uno dei piccoli eccidi di cui l'umanità, insomma, ha contezza in questo momento. C'è la immunologa Viola che sta cercando di lavorare qui in Italia perché accada quello che è già accaduto negli Stati Uniti o in altri paesi d'Europa, mi sembra la Germania, dove ormai le farmacologie si sono differenziate anche nei corsi universitari, farmacologia per fisiologie femminili e farmacologia per fisiologie maschili. Diciamo che è il minimo sindacale da riconoscere alle donne per la loro sopravvivenza. Del resto Barbara Duden ha già scritto, era la compagna di Ivan Illich, che era uno studioso della storia della medicina, aveva scritto quel libro fondamentale che si intitolava Il corpo della donna come luogo pubblico. Ecco, quel libro, che ha avuto un certo successo all'interno degli studi più che altro femminili e femministi, indicava proprio il fatto che le peggiori risoluzioni della medicina, della sociologia, eccetera, si prendevano sulla base del considerare il corpo della donna come un luogo pubblico, non un corpo, un luogo pubblico. Pensiamo per esempio ai percorsi della nascita. Il percorso della nascita è stato medicalizzato completamente, come se fosse una malattia, cioè viene trattato come se fosse un percorso di una malata e di un possibile malato che è il figlio o la figlia che una donna porta in grembo. Cioè c'è tutto un percorso, lo denunciano le ginecologhe e le ostetriche, anche alcuni ginecologi che hanno anche scritto libri importanti su questo tema,
Quindi diciamo che, o per esempio gli strumenti di tortura che si usano sulle donne per i loro problemi, pensate alle mammografie, dove si ancora usano strumenti di tortura, perché fare le mammografie è dolorosissimo perché viene schiacciato il seno in una tenaglia. Ecco, voi ditemi se nel 2021 non è possibile trovare un'altra forma di analisi dello stato del seno delle donne diverso da questo. Ora, quindi giustamente tu poni questa questione. Poi è tornata con la pandemia all'evidenza la violenza che ancora intercorre nelle relazioni uomo-donna, perché si sono sprecate le statistiche dell'aumento delle denunce delle molestie domestiche o delle violenze domestiche, ma questo indica solo un'irrisolta relazione tra uomini e donne che, come dire, ancora crea delle sofferenze, quando non anche delle morti quotidiane, come sapete. Che cosa voglio dire? Voglio dire che bisognerà accorgersi non solo e non soltanto delle reali differenze che ci sono, positive e negative, tra uomini e donne, ma anche accorgersi che al mondo al momento ci sono in corso solo 2 rivoluzioni, perché le altre forme utopistiche rivoluzionarie sono morte, cristianesimo compreso. Purtroppo quando si pensa al cristianesimo come messaggio d'amore, diciamo, differente dalle altre religioni che hanno dei messaggi simili ma non così precisi. Ora, le 2 rivoluzioni, una l'abbiamo detta, è quella populista ed è una vera rivoluzione, però una rivoluzione di quelle, diciamo, simili a quelle astronomiche, cioè che tornano sui loro passi, più o meno. Ma c'è un'altra forma rivoluzionaria che non tornerà sui suoi passi, che è quella del femminismo globale, del mondo, cioè del movimento delle donne nel mondo. È una vera rivoluzione, perché e voglio precisare anche una cosa che forse non è così evidente all'opinione pubblica, al senso comune, che il femminismo è una politica e questa politica comprende anche, se lo vogliono, la presenza di uomini nel femminismo. Cioè il femminismo è una battaglia per le cause delle donne, soprattutto quelle, diciamo, che portano anche del meglio l'umanità, in cui militano anche uomini, cioè è una politica come altre. Per cui non ci si deve tanto confondere sul fatto che il femminismo riguarda solo le donne. Come si dice nell'ecofemminismo, nella corrente dell'ecofemminismo, il femminismo come politica è una politica universale, cioè è a disposizione degli uomini e delle donne che raccolgono le ragioni portate avanti dalla rivoluzione delle donne. Una di quelle l'ho detta prima, quella del pensiero complesso, perché da che si sa qualcosa del pensiero delle donne attraverso le fonti, sempre hanno criticato filosofi, sociologi, eccetera, su quel problema del pensiero dicotomico. Dico abbiamo perché è una genealogia proprio di pensatrici che ha in qualche modo presidiato il pensiero complesso. Pensiamo alle obiezioni di Elisabetta del Palatinato Cartesio quando scriveva là il suo trattato sulle passioni, che trattava dicotomicamente, cioè passione sì, passione no. E lui si applicava con tutta la sua buona volontà e in tutta onestà, perché Cartesio è un grande pensatore,
non voglio dire, non dobbiamo incorrere nell'equivoco che sto criticando l'onestà di Cartesio, però pensando, e poi lui è uno di quelli che hanno portato a termine diciamo il sistema e la forma mentis dicotomica, in tutta onestà. Ecco, però aveva le obiezioni delle pensatrici dell'epoca, tra cui la sua interlocutrice, che era una filosofa, che era Elisabetta del Palatinato, che criticava il suo tentativo di escludere le passioni dalla vita quotidiana e dalla vita politica. Ora vediamo noi, infatti, che la vita politica è assolutamente attraversata da passioni inconsapevoli, come dire, non ragionate, non, come dicono nell'ambito psi, elaborate, e questo provoca danni che la mia maestra Maria Zambrano mi ha insegnato a identificare con molta precisione prima che esplodano in guerre. Ecco, per esempio, guardate la guerra genocida tra Israele e Palestina, tutte e due, diciamo, in qualche modo implicati in con ragioni più o meno fondate da una parte e dall'altra, anche questo sia chiaro, che hanno ragioni fondate gli israeliani, hanno ragioni fondate i palestinesi, diverse nella loro natura, però è una passione che li ha presi e probabilmente non cesserà più, perché non sono andati alle radici di queste passioni. Ed è una delle cose che cercavamo di insegnare, diciamo così, ai nostri amici filosofi anche nella modernità. Le obiezioni a Hobbes, a Locke, sulla strada che stava prendendo il contratto sociale, in realtà ha le fondamenta nel contratto sessuale, il contratto di matrimonio. C'è un libro che è un classico della filosofia politica e si intitola proprio Il contratto sessuale di Carol Penman, che spiega, è una che insegna filosofia politica in America ed è diventato un classico perché fonti alla mano dimostra che tutti i contratti della società contrattuale derivano dal contratto di matrimonio. Spiegare le ragioni è possibile, ma non possiamo farlo qui. Ecco, per dire che le ragioni della politica del femminismo sono ragioni politiche e culturali che sono a disposizione. Siamo praticamente alla fine, però io un'ultima domanda a tutti e tre, la stessa ve la farei, e riguarda il linguaggio, che per tutti noi è importantissimo. Non so se per distrazione, per insipienza o per malizia, noi abbiamo assistito a certe locuzioni che a me hanno fatto rabbrividire. Il distanziamento sociale invece del distanziamento fisico. Tanta gente che dice non vediamo l'ora di tornare come eravamo prima, altra cosa che fa rabbrividire l'idea di tornare esattamente come eravamo prima. Nei vostri tre ambiti, notate uno sforzo, un tentativo, un qualcosa di rendere il linguaggio più onesto e più chiaro, oppure non ancora? Beh, diciamo, l'uomo e la donna è ciò che mangia ed è come parla. Per cui, diciamo, se la società non si trasforma, cioè se i conflitti non vanno nella direzione di riequilibri o di spostamenti e di rivoluzioni, non a caso queste brutte locuzioni che evocavi ritornano. Uno, il distanziamento sociale e la lingua del potere. È una lingua top-down che ci sta dando in maniera precettistica una non solo modalità di comportamento, stili comportamentali per l'appunto, ma anche e soprattutto una visione di noi stessi e del mondo. Il ritornare esattamente al mondo di prima è una specie di consolatorio, problematico, struggente quasi, ma al tempo stesso a sua volta figlio di rapporti di potere, tentativo di restaurazione di quello che c'è prima. Chiudo rapidissimamente. Io ho imparato molto nel dibattito di stasera, vi ringrazio tantissimo. Del resto vicino o lontano è anche questa, è una grande operazione di pedagogia popolare e non populista per l'appunto. Ho imparato delle cose che diciamo che mi porterò a casa nel mio modo di lavorare, nei miei studi. C'è solo
delle tantissime cose che ho sentito, e a proposito della domanda di Giampaolo, io credo che sia in atto un processo di criminalizzazione della libertà. Esattamente come evocava Anna Rosa prima, c'è stata nell'epoca positivista, non a caso, una criminalizzazione del corpo femminile come luogo di esperimento, cioè come luogo su cui impiantare nuovi ordini gerarchici escludenti. Così noi siamo di fronte ad un'operazione che passa per le parole: distanziamento sociale anziché fisico, diciamo un nuovo ordine, nulla sarà più come prima, ma non nell'accezione che diceva Giampaolo, ma nel senso di non pensiate di avere la stessa libertà e gli stessi diritti di prima. Quest'idea del tracciamento che diventa ontologico, per cui io devo rispondere di ogni mio comportamento e di ogni mia scelta. Allora, questa criminalizzazione non è complottismo, ma è l'effetto di una serie di riassestamenti problematici che nessuno denuncia, rispetto al quale non si esercita spirito critico, di poteri esistenti, tangibili, che hanno un nome, facilmente identificabili. Allora, abbiamo bisogno di pluralismo, abbiamo bisogno di diversità, abbiamo bisogno di un linguaggio che si apra, che consenta innesti paritari e che soprattutto non censuri l'altro, se non naturalmente le forme dell'odio e della prevaricazione. E abbiamo anche bisogno di, come diceva ancora una volta Anna Rosa, di una, diciamo, nuova genealogia dei concetti, di una riconcettualizzazione, perché io, come cittadino dell'Occidente, maschio, bianco in questo caso, sono anche figlio della storia emancipativa e progressiva che parte con Cartesio e che trova nell'illuminismo una pagina poderosa. La rivoluzione di Haiti è figlia di questo. Naturalmente non devo ipostatizzarlo. Così come trovo in Ivan Illich una critica straordinaria di quello che avviene. Il punto è che in quello che non è il mercato delle idee, ma in quello che è il dibattito, il confronto tra le idee, credo abbiamo davvero bisogno di un atteggiamento di apertura e di società aperta, ed è quella che dobbiamo difendere dalla criminalizzazione della libertà, innanzitutto concettuale. Sì, sono d'accordissimo con quello che è stato detto. Nel mio campo in realtà non c'è nessun tentativo di essere più onesti nel linguaggio, francamente, perché nel mio campo cioè le parole che io uso tutti i giorni, da AI a internet a fake news, non significano niente. Molto semplice, cioè peggio di così. Se non significassero niente sarebbero dei suoni flatus vocis, chi se ne frega. Il problema è che hanno un significato preciso, cioè tentano di oscurare i significati. Quindi per esempio la vaghezza, ci sono studi al riguardo molto precisi, di nuovo non è complottismo, bisogna specificarlo, ma la vaghezza del termine AI, cioè intelligenza artificiale, è una vaghezza che serve gli obiettivi di chi ha finanziato originariamente e ha continuato a finanziare quel progetto di ricerca. Diciamo che nel 1956 si voleva durasse una settimana, ma come vedete è andato un po' più lungo e andrà molto più lungo, temo, per loro, ma francamente questa cosa era nata in ambiti militari. Le competenze che noi stiamo sviluppando nell'intelligenza artificiale, riconoscimento di parole, riconoscimento visivo, riconoscimento di pattern e cose del genere, sono cose che servono agli eserciti, molto semplicemente. È uscito un rapporto di 700 pagine negli Stati Uniti il mese scorso, 2 mesi fa, in cui si dice che non si riesce a escludere nemmeno il governo automatico delle armi più pesanti, insomma, quindi non c'è nessuna intenzione di mettere al bando i killer robot, per esempio. Tutto questo si nasconde dentro una parola che viene usata come la magia che risolve tutto. Di nuovo, no? Il coniglio che viene fuori. Insieme al coniglio, dentro il cappello, c'è tutto un apparato militare industriale che andrebbe spacchettato molto, molto chiaramente, ma queste cose si chiamano critica ideologica, è il nostro lavoro e lo faremo, certamente. Beh, anch'io sento di cuore davvero di ringraziare voi, questo incontro di questa sera, che per me è molto importante per quello che ho sentito, e questo festival che veramente è una perla nel panorama dei festival generali, perché c'è questo impegno davvero onesto e serio per dare una mano, insomma, a quello di cui c'è bisogno. C'è un problema ulteriore riguardo a una rinascita del linguaggio pubblico. Il problema ulteriore è la riproposta delle neolingue. Le neolingue sono un problema, che sono quelle sostenute dai social, per esempio,
senza demonizzare i social, perché per carità sono anche stati strumenti importanti per rivoluzioni come quelle del Nord Africa, eccetera, o in altri luoghi, sono importanti per le comunicazioni che potrebbero essere sempre più democratiche, però sappiamo tutto il resto, no, che compone la critica ai social, comprese le aggressioni, tutte queste cose. Ora, adesso c'è questo problema che è molto serio, quello delle neolingue, che sono quelle di cui in qualche modo parlava Alessandro prima, che riguardano le soggettività assolute individualistiche, cioè il fatto che ogni soggettività vuole chiamarsi in un qualche modo che si differenzia da tutte le altre, e per farlo inventa, no? Inventa delle formule, delle parole, degli acronimi, delle invenzioni. Ecco, le lingue non si creano così, perché invece c'è anche da dire che le neolingue quasi sempre nella storia delle lingue accompagnano la nascita di regimi totalitari. E questo bisogna saperlo, cioè bisogna saperlo. Quindi abbiamo anche questo problema, perché segnalarlo in questo momento storico, proprio nel presente storico, è molto problematico, perché si passa per conservatori, reazionari, binari, tutte queste cose. Mentre invece è importantissimo che non passi questa ondata, che anche qui viene dall'America, poi come si sa, poi investe tutto il mondo. È importante che non passi come qualcosa di democratico, perché non è così. Le lingue sono vive, le lingue vivono, sono sistemi viventi che accompagnano le trasformazioni, i cambiamenti, e se ci sono cambiamenti vengono registrati dalle lingue dopo un bel po' di tempo, ma quando vengono registrati dalle lingue, come per esempio la necessità adesso di declinare al femminile, ne parlavano in un incontro precedente qui Robustelli, che è dell'Accademia della Crusca, eccetera, la necessità ora di dare un femminile ai lavori, alle posizioni lavorative, per esempio. Ecco, questa è una necessità che è cresciuta, ovvero Robustelli dice ricresciuta, perché c'era già stato in un passato abbastanza remoto di attribuire della necessità di attribuire il femminile e il maschile a seconda che si trattasse di donne e uomini, proprio per riconoscerli nel linguaggio, no? Riconoscere se si sta parlando di una donna o se si sta parlando di un uomo. Ora, adesso alcune soggettività hanno la necessità di sentirsi riconosciute nel discorso pubblico, e c'è questo problema che è giusto, cioè è giusto che pongano nuove soggettività questo problema, ma non si risolve con le neolingue, perché è un'imposizione al linguaggio di tipo totalitario. Non si può, come dire, torcere un contesto e una lingua per delle necessità di identificazione che sono sempre un po' problematiche. Le identificazioni hanno sempre a che fare col pensiero dicotomico, tanto per intenderci. Questo è uno dei problemi del linguaggio pubblico attuale, volevo dire per rispondere alla tua domanda, per cui si sta reagendo da parte di una porzione, diciamo, degli esseri umani italiani, dico esseri umani proprio per comprendere anche le soggettività che non si riconoscono né nell'essere donna né nell'essere uomo, le soggettività trans. Ecco, queste soggettività potrebbero semplicemente chiamarsi transessuali e non pretendere. Lo dico perché è un tema che adesso è su ogni quotidiano, l'identità di genere, intanto perché c'è l'equivoco del genere. Come dicevo prima, non significa
orientamento sessuale, non significa sesso, significa aderire a una costruzione storica, non è quello che vogliono dire. Quindi c'è già questa contraddizione nella formula terribile. Poi l'identità è un altro problema del pensiero binario. Mentre si dice non vogliamo più la binarietà uomo-donna, si introduce l'identità. Allora non ci sarà più solo uomo-donna, ma ci saranno identità multiple che, come ha giustamente segnalato Alessandro, sono identità, cioè si chiudono dentro un assoluto. Ecco, quindi il linguaggio che ne deriva è escludente, non includente. Dobbiamo vedere tutte queste contraddizioni che ci sono inconsapevoli nel linguaggio corrente. Grazie. Paola. Grazie a voi per l'altissimo livello di questa discussione. Grazie davvero di cuore, grazie al pubblico che ha scelto di essere qui questa sera. Grazie.